buona giornata, meglio un buon inizio di giornata, una luce nel buio. Abbiamo scelto questo titolo per chiacchierare con il nostro primo ospite di autismo, forse qualcuno si ricorderà di lui. Vado subito a presentarvi Franco Masinello, buongiorno. Grazie, di nuovo. buongiorno a te. Presidente dell'associazione Vivi Autismo Onlus. Dico di presentare perché Franco Masinello è già stato nostro ospite qualche tempo fa, ci aveva parlato di molti progetti dell'associazione, insomma, che ha contribuito a far nascere assieme ad altri genitori. Raccontavamo che si tratta di genitori / imprenditori, quindi insomma con una filosofia particolare anche rispetto alla voglia di fare, no? Per questi ragazzi il fenomeno vi coinvolge direttamente perché spesso si parla di vostri figli, cioè le persone che sono parte dell'associazione. Affette da questa, voi come la definite? Disturbo, patologia? È una sindrome. Sindrome. È una sindrome autistica, in realtà è un danno biologico, quindi l'autismo di fatto è una sindrome biologicamente determinata, questo per dire che di psicologico non c'è nulla, insomma, e diciamo che è una sindrome che va a colpire alcune funzionalità come il linguaggio, almeno quello consapevole, certo. E poi l'interazione sociale, l'attenzione, e principalmente proprio la difficoltà di integrarsi, no? E la cosa, almeno quando è successa a me 13 anni fa con Massimiliano, con mio figlio, io non sapevo nulla, nel senso che non sapevo, a parte il film Rain Man, no? Per il resto non sapevo che proprio. Forse anche fuorviante per alcuni aspetti, o no? È molto fuorviante, nel senso che ha avuto il merito di dare attenzione tanti anni fa ad un problema medico, prima di tutto sociale poi, che ancora adesso non ha l'attenzione che merita, quantomeno per le dimensioni che ha, perché pochi sono a conoscenza dei numeri, no? Certo, dei numeri, e tra l'altro no, di solito voi parlate, ma penso che anche gli esperti lo facciano, parlate di autismi, perché è difficile anche definire l'autismo, se vogliamo, singolarmente. Ci sono diverse manifestazioni e non sempre si capisce da subito, no? Che allora, un bambino... diciamo che l'autismo è un po' come una campana di Gauss, nel senso che al centro ci sono le persone gravemente affette da autismo e poi, diciamo, ai lati ci sono le persone normotipo, siamo noi. È chiaro che nel mezzo ci sono varie forme, sia proprio come tipologia che come gravità. Diciamo che il problema, la caratterizzazione principale è la mancanza di linguaggio. E diciamo che se non si sviluppa entro i 5-6 anni poi si fa fatica, o comunque quello che si sviluppa è un linguaggio molto molto contenuto, quindi mancanza di linguaggio vuol dire difficoltà di comunicazione, certo. E quindi anche di socializzazione. Spesso sono accompagnati anche a problemi di tipo uditivo, quindi sono persone che sentono male in alcuni casi, cioè male proprio, capiscono male, no? Quindi fanno fatica a decodificare correttamente le parole o le singole lettere. Mio figlio confonde la V con la F, quindi quando gli dico qualche cosa mi fa V di volpe, come per chiedere conferma se è la V, no? Per avere anche delle rassicurazioni esatto, su quello che sta sentendo. Quindi quando stiamo magari leggendo. Altri problemi legati sempre all'udito è il dolore, no? Magari la soglia del dolore per noi sono gli 80 decibel, per molti di loro alcune frequenze creano dolore, per cui ci vedono spesso che si tappano le orecchie, no? Certo. E poi l'altra cosa è la concentrazione talvolta ossessiva su particolari, su dettagli degli oggetti. Ecco. Detto questo, non è che l'autismo è una malattia o è una sindrome pervasiva dello sviluppo, no? Quindi vuol dire che attiene
a tanti aspetti della vita delle persone, certo. Quindi non solo il linguaggio, ma quindi questo vuol dire anche, spesso sono anche metabolici, quindi difficoltà digestive, problemi poi a livello di apparato digerente, quindi spesso hanno poi normalmente sistemi immunitari carenti, no? Perché si vedono poche persone autistiche in giro, perché questa è una bella per esempio domanda, no? si vedono i disabili, si vedono ragazzi down, si vedono, ma questa è una bella domanda, nel senso che sposta l'attenzione e ci porta a parlare del fatto che l'autismo non è, diciamo, una sindrome rara, è tra le più diffuse. In tutto il mondo, e questi sono dati omogenei, l'autismo colpisce l'1% della popolazione mondiale. quindi Vuol insomma, dire che in Italia ci sono 2 città come Padova, circa 560.000 persone affette da autismo. In Europa sono circa 4 milioni. Non c'è una disabilità in Italia che conti 560.000 persone. Allora, qui sfattiamo il primo, come posso dire, il primo equivoco, no? Cioè l'autismo da solo è più frequente, purtroppo, no? Di tante altre forme di disabilità pediatriche messe assieme, quindi dal Down all'AIDS fino al diabete, ma fino anche all'oncologia pediatrica, certo. No? E quindi questo è il primo punto. Tanto per dare un ordine di grandezza, è assodato il numero che ogni 88 nuovi nati, uno è affetto da autismo o è nello spettro della sindrome autistica. E 2 o 3 giorni fa il Ministero della Sanità statunitense ha dato un nuovo numero che noi davamo come proiezione per il 2018 e che 1 ogni 50 è affetto da autismo. L'autismo genera una invalidità del 100% ed accompagna la persona che ne è affetto per tutta la vita. Questo, però, l'autismo è anche una sindrome evolutiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che, se trattata, permette di evolversi. E normalmente, e questo poi è il motivo per cui esistono le associazioni, questo è il motivo per cui chiediamo con forza quello di cui adesso parleremo, tra esattamente, l'altro. Sì, diciamo, le persone normalmente migliorano, qualcheduno no. Certo. Evolve ma in vale modo... la pena anche vale la pena anche fosse solo una persona sì, che migliora, chiaramente, ecco. Però voglio dire, diciamo che adesso, almeno per me a distanza di 13 anni da quando noi ce ne siamo accorti con nostro figlio, devo dire che adesso ci sono i mezzi. Voi l'avete capito subito? Subito? Molto prima della nostra pediatra, per capirci. Ma prima, per capirsi, dell'anno di età? A un anno. A un anno? Sì, nel senso che ha avuto una regressione. Quando magari avete anche potuto fare il confronto con vostra figlia, immagino. Chiaramente, insomma, poi ci sono degli step che sono naturali, possono essere ritardati, però quando nostro figlio parlava, camminava abbastanza benino, ha cominciato a perdere l'uso delle parole, ha perso, diciamo, la funzione sfinterica delle labbra, ha cominciato a sbavare e poi non camminava benissimo, ecco. E diciamo che i medici di allora l'hanno interpretato come un problema psicologico di accettazione, ce l'ha smenata e noi ci abbiamo anche creduto, devo dire, ahimè, per un certo periodo, insomma, no? Proprio perché... E secondo lei avete anche perso tempo? No, noi abbiamo... Avete perso tempo? Non abbiamo perso tempo noi, l'ha perso Massimiliano. L'ha perso, certo, Massimiliano. E noi abbiamo sofferto altre cose, no? Perché in tutto questo, insomma, non è stato complessivamente semplice. Certo. Poi alla fine noi le cure ce le siamo trovate, devo dire, soprattutto mia moglie Daniela, si è fatta carico, come posso dire, del problema, quindi ha lasciato il lavoro e si è messa a studiare il linguaggio, come funziona il cervello, certo. E alla fine ha messo a punto lei, diciamo, gli indirizzi terapeutici, ecco. Però adesso siamo
felici, insomma, no? Come sta Massimiliano? Massimiliano va a scuola, sta in classe praticamente sempre, legge, scrive, parlicchia, non ha un'eloquenza come la nostra, però si fa capire molto bene. Soprattutto per noi ciò che importa è che lui è un ragazzino felice. Certo. Ecco, Che voi avete sperimentato sulla vostra pelle una serie di step che vi hanno portato a capire che era necessario trovare e avere qualcos'altro, e questo qualcos'altro forse, incrociamo tutte le dita del caso, insomma si potrà vedere anche tangibilmente, tanto è vero che per esempio martedì 2 aprile, che è anche la giornata mondiale dell'autismo, ci sarà una conferenza stampa, prego. Allora, a Palazzo Moroni, adesso non ricordo la sala Palazzo Moroni, sala Besciani Alvarez. Ma avremo una conferenza stampa con il Comune di Padova, credo l'assessore Zampieri e l'assessore Verlatto, quindi sport e vedo anche Ivo sociale. Rossi, vice sindaco. Non so se ci sarà, non so se riuscirà a essere presente, comunque, insomma, però diciamo c'è. che sì, ecco, molti degli incontri sono stati fatti appunto con Ivo Rossi. Diciamo, noi abbiamo due grossi progetti. Il progetto principale è quello di creare il CSMA, che è il Centro Multisistemico Specialistico per l'Autismo, e che sorgerà in via Perù, dove lì abbiamo un terreno con una casa che stiamo ristrutturando e dovrà diventare un centro di diagnosi e terapeutico. L'obiettivo che abbiamo, ecco, noi non ci siamo mai posti la domanda, o meglio, la domanda ce la siamo ben posta, no? Del perché i nostri figli sono affetti da autismo. Certo. Però non è nello scopo dell'associazione andare ad indagare il perché. Crediamo in questo momento ci porterebbe via delle risorse senza dare alcun risultato. Che avete bisogno di incanalare in altro. Sì, noi invece cerchiamo invece di fare in modo che questi ragazzi migliorino. Non voglio neanche dire che siano sempre meno autistici, perché di altre disabilità non è che si dice, ma speriamo che questo ragazzo sia sempre meno down, no? Certo. Questo perché io credo che la disabilità faccia parte delle caratteristiche di una persona, così come lo sono i suoi capelli biondi, gli occhi azzurri, le orecchie a sventola o i miei pochi capelli, e quindi è così. Credo che Zanardi, come posso dire, il fatto che non abbia le gambe sia una disabilità per lui, no? Certo. E che faccia parte della sua vita, della sua persona in questo momento. Quindi questa è per me la disabilità. Forse si può nascere, gli ha fatto fare delle cose che non avrebbe mai si pensato può nascere di fare. disabili, lo si può diventare. Certamente quando si diventa anziani molti diventano Anche disabili, disabili, certo. e questo diventa parte della persona. L'handicap è un'altra cosa. L'handicap, per esempio, per Zanardi è il gradino. L'handicap per mio figlio sono gli insegnanti di sostegno che non sono preparati. È una scuola che non è pronta spesso, che non è non solo pronta dal punto di vista organizzativo, ma anche spesso disposta, Ma no? tra l'altro all'accoglienza. sembra in questo periodo che si cominci a parlare molto di autismo. Vabbè, ne abbiamo parlato anche prima di partire, no? C'è stato il famoso libro di Hervas che racconta la storia, tra l'altro, di Franco Antonello, del figlio Andrea, sono anche insomma, amici. del suo amico. Dicevamo anche Gianluca Nicoletti. Beh, forse, insomma, per esempio sentivo Nicoletti dire: mi sono reso conto che io posso comunicare questa cosa a molte persone, ci sono molte mamme, mi ha colpito che lui parlava proprio delle mamme, raccontava per esempio della moglie che per arginare un po' il figlio, che insomma un bel ragazzone, si è rotto il ginocchio, e diceva che non hanno nemmeno il tempo di avere voce e quindi diceva: mi sono sentito come in dovere di comunicare il fatto che l'autismo riguarda moltissime persone e quindi dar voce alle persone che non possono farlo. I numeri, ripeto, sono quelli che ho detto prima, e almeno per me, ecco, il motivo per cui è nata poi Vivi Autismo è quello di cercare di fare qualche cosa di concreto e soprattutto di duraturo.
È chiaro che lo facciamo perché per curare un ragazzo o un bambino affetto da autismo servono investimenti importanti che possono raggiungere anche in alcuni casi nella fase iniziale i 1.500-2.000 euro al mese, no? Io spendo oltre 1.000 euro tuttora, questo per far sì che mio figlio non faccia passi indietro. Certo. E allora questo diventa una cura, diventa, come posso dire, un modo di curare l'itario, e non è giusto, Chiaro. no? Poi in questo periodo non è giusto. Cioè la malattia discrimina? Da sempre. Io quello che dico è questo, no? Se io penso a Padova, città della scienza, penso al nuovo ospedale, no? che tutti quanti ci auguriamo venga costruito, eppure solo recentemente la Regione, parlo di un mesetto fa, è uscita con le linee guida regionali che in buona parte incontrano le istanze che da 10 anni i genitori sventolano, e devo dire sventolano e anche irrisi per 10 anni dal mondo della medicina, veramente irrisi. Certo. Cioè io e mio figlio sono veramente contento, andiamo dappertutto, perché si vedono poco, perché hanno comportamenti inadeguati, perché e quindi le famiglie li tengono a casa, perché se uno non comunica e vai da Disney Store, per capirci, no? E lì hai un CD che è identico a quello che hai a casa tu e quello è il suo. Certo. No? E quindi io mi ricordo, aveva qualche anno, si buttava per terra, non riuscivo neanche a tirarlo su, aveva una forza incredibile, e quindi prova a pensare a una mamma da sola, no? Certo. Che va lì, portarlo a Quindi casa. diciamo che si rinuncia. Questo è ed è l'atteggiamento che voi volete combattere. L'autismo no? è la sindrome del ragno, mi viene da dire, no? Dove uno tende a rimanere rintanato in casa. Questa è la fine sociale della famiglia, perché questo è l'isolamento sociale della famiglia. Perché sai, io ho una famiglia poi grande, no? Sono il settimo di 8 figli, però i miei fratelli sono molto vicini al mio bambino, però poi è un problema mio. Certo. E allora noi cosa vogliamo? Vogliamo prima di tutto accogliere i genitori e spiegare loro che non devono guardare l'autismo del bambino, devono prima di tutto guardare il proprio figlio, che poi è anche autistico, no? Questo è il primo passo. Il secondo passo è che nessuno più di loro può essere il terapeuta giusto, no? Certe cose non si possono delegare, o meglio, ci sono i professionisti, i terapisti, i comportamentisti, gli educatori, però il grosso del lavoro, cioè la regia, deve comunque essere nelle mani del genitore. Franco, siccome abbiamo 2 minuti, volevo dire 2 cose, nel senso che ovviamente noi continueremo a seguire i vostri passi, diciamo sempre tenendo incrociate le dita di prima che voi avete partecipato a un bando, che insomma la fondazione, il progetto è solido, speriamo che arrivi i soldi per un progetto che insomma del CSM che merita. Diciamo, non è un progetto per l'autismo, è un progetto per la città di Padova, certo. No? Perché poi la disabilità riguarda tutta la città. Poi sul profit for not for profit, che è il nostro slogan, con il comune di Padova stiamo progettando la costruzione di un piccolo campo da golf dentro il parco Roncaiette, e gli utili verranno poi riversati all'interno di questo centro, perché fatto il contenitore bisogna sostenere il contenuto. Poi io invito tutti i sindaci dei comuni delle città di Padova il 2 aprile, che è la giornata mondiale per l'autismo, ad illuminare un monumento, un qualche cosa di importante del proprio comune, perché il blu è il colore dell'autismo. Il comune di Padova lo farà illuminando Piazza dei Signori, la Torre dell'Orologio, quindi io ringrazio molto il sindaco Zanonato, Ivo Rossi, che si è speso per questa iniziativa, e quel giorno poi ci sarà la conferenza stampa in cui speriamo di confermare le buone notizie. Di confermare le buone notizie, benissimo, noi le comunicheremo senz'altro. Vi ricordo viviautismo.org, se volete appunto anche aderire a questa iniziativa e se volete seguire i passi di questa associazione, insomma, che ha, mi viene da dire, un passo in più. Insomma, è giusto farlo per questi ragazzi, per il loro futuro. Grazie a Franco Masinello. Grazie molte, è stato un piacere. Presidente Associazione Vivi Autismo Onlus. Continueremo a parlare di piccoli ma anche delle loro mamme, insomma un taglio diverso ma comunque interessante. A tra pochi minuti.
Seconda parte di 7 in punto, che questa mattina abbiamo suddiviso in 3. Vi presento subito la nostra seconda ospite. Abbiamo il piacere di avere qui Beatrice Dalla Barba, buongiorno, buongiorno dottoressa, responsabile di assistenza neonatale del Dipartimento di Pediatria di Padova. Abbiamo detto tutto bene? Grazie. Allora, la dottoressa è qui, naturalmente ci faremo raccontare un po' di cose, ci faremo dare anche dei consigli. Parliamo di neonati, parliamo naturalmente anche delle loro mamme, soprattutto dei primi momenti, quelli subito dopo la nascita, perché poi ci occuperemo anche di come le mamme affrontano magari anche le piccole che poi diventano grandi questioni dei loro bambini, no? Cioè, le cose più difficili da affrontare per le neomamme quali sono? Questa è una bella domanda, nel senso che credo che le domande siano infinite. Le mamme partoriscono, rimangono pochi giorni in ospedale, vengono un po' bombardate di informazioni, di consigli, eccetera. E poi si trovano a casa e forse a casa emerge la maggior parte delle domande. E le domande sono infinite, riguardano non solo se stesse, tutti così, i dubbi e le perplessità o anche i problemi relativi al puerperio, ma soprattutto nei confronti del bambino, della nutrizione, dell'allattamento del bambino e della gestione del bambino. Perché nei primissimi giorni, che poi insomma di norma sono 3, no? Se va tutto bene, naturalmente vengono spiegate alcune cose alle mamme e la prima ansia è quella di non riuscire ad allattare il bambino, certo, no? Certo. Che insomma sì. che in realtà è molto importante. È estremamente importante, sì. Diciamo che il lavoro che stiamo facendo a Padova è un lavoro egregio. Abbiamo delle infermiere al nido estremamente preparate, anche a livello diciamo di alta professionalità, perché la formazione che hanno fatto rispetto all'allattamento è molto importante, è la formazione OMS e UNICEF, e quindi sono in grado di seguire le mamme per quanto riguarda l'avvio dell'allattamento, ma non c'è mamma che quando arriva a casa non pensa mamma mia chissà adesso avrò cosa abbastanza faccio? latte, adesso cosa faccio? E questa è una forse delle questioni più delicate. Perché poi ci si sente inadeguate, no? Se non si riesce. Sì, perché sì, qui purtroppo c'è qualche volta una mancanza di appoggio dopo la dimissione, cioè esistono come dire, degli spazi territoriali molto efficaci ed efficienti. C'è un progetto Primi Giorni dell'US Padovana che segue le mamme anche a domicilio per quanto riguarda i problemi dei primi tempi, per quanto riguarda l'allattamento. Ma le mamme spesso si trovano in un vuoto assistenziale se non fanno riferimento a questo progetto, perché il medico, il pediatra visiterà il bambino a un mese, ma sono un mese sembra un'eternità. Sono i primi giorni quelli in cui avrò abbastanza latte, ma ce la farò, ma piange, e cosa faccio e come rispondo al suo pianto. E che cosa può consigliare lei di fare, insomma, per evitare il panico, invece affrontare la situazione il più serenamente possibile, che poi fa bene anche alla mamma e quindi al bambino? Certo. Ecco, se io avessi la risposta, credo che avrei il premio Nobel, nel senso che a me piace molto appoggiare le mamme, incoraggiarle, rassicurarle e sostenerle. Non dirò mai, non uscirà mai dalla mia bocca la parola stia tranquilla signora, perché suona come un insulto per me, perché non so, io penso che è come il parto, no? Cioè tutte ti dicono, beh insomma abbiamo partorito tutte, partorirai anche tu, che problema c'è? Sì, ho capito, ma se io ho paura è legittimo che abbia paura. Se io avessi di fronte qualcuno che deve fare l'esame di maturità, ho capito, fai l'esame di maturità, sarà niente. Non è vero, te lo sogni per tutta la vita. Esatto, assolutamente. Allora io credo che direi a un ragazzo, è dura, vero? Il giorno prima degli esami è faticoso, vero? Cioè dire stai tranquillo non è niente, è proprio togliergli la capacità,
la fiducia in se Certo, stessi. e anche magari farlo sentire ancora più inadeguato, Esatto, perché, come dire, vabbè. E con le mamme è uguale. Io non posso dirle, cioè il punto è che spesso le mamme pensano, e anche il papà, arriva questo bel bambino, come che bello, con gli occhioni, che sorride, eccetera. E invece magari il pargolo piange, il pargolo la mamma non riesce a consolarlo, il papà aiuta, cosa facciamo? E poi, pensi, a me piace pensare, è una scenetta che può sembrare così semplice e banale, ma secondo me è molto frequente, il papà che ha preso ferie per una settimana, è rimasto vicino alla mamma, al bambino, poi torna a lavorare e torna a casa la sera e pensa di trovare il mulino bianco. Certo. E invece trova la mamma disperata, il bambino che piange perché piange, tiene un po' tu. Ecco, allora io non dirò mai a una mamma c'è la luce dentro il tunnel. Sei dentro, bene, arrediamolo. Ce la puoi fare, magari. Ti posso aiutare. Allora, una cosa alla volta, si può cercare di riempire i vuoti, rispondere alle perplessità, ai dubbi e soprattutto sostenere. Anzi, credo che ciò di cui parlerete dopo, cioè l'iniziativa Caffè Mamme o Mamme Con Angela Bigi, con l'Angela Bigi, sia una risposta veramente importante e di un valore veramente notevole, perché io sono assolutamente convinta, e lo stiamo verificando anche con un lavoro che sto facendo con la dottoressa Drago in clinica ostetrica, io credo che la condivisione tra le mamme sia un momento prezioso, perché quello che succede è cioè la mamma quando si incontra con altre mamme si parlano. certo. E allora dice, sai, il mio bambino si sveglia 2 volte per notte, è un disastro. Il tuo? Il mio si sveglia 7 volte. Ma davvero? Sapessi, il mio si sveglia 10. Se posso dire una cosa, meglio parlare con mamme che hanno bambini della stessa età, perché già se parli con quelle che hanno i bambini più grandi, il loro fatalità dormiva Bravissima, sempre. brava. Il figlio dell'amica non ha mai pianto. No, mai. Il mio non piangeva, ha sempre dormito. E guardi che io non so, cioè le mamme vengono veramente spaventate da questi consigli, perché arriva sempre il consiglio della mamma che ha avuto un bambino, che non ha avuto male al parto. Il bambino ha solo mangiato e dormito. Non ha dormito, mai fatto una notte in piedi, non piangeva mai. E non è questo l'incoraggiamento. Ma quindi se possiamo Invece dire... condividere i dubbi, le perplessità con altre mamme aiuta. È Ed come se quello che dimezzasse una il carico in Esatto. qualche modo, no? Ma è quello che una volta accadeva regolarmente, perché la famiglia era numerosa, perché non c'era il primo bambino al mondo con 2 genitori soli a casa, aiuto, cosa faccio? Secondo lei non è, cioè, un errore che a volte si fa magari in buona fede naturalmente, è dare molto spazio alle mamme / suocere, perché si pensa di avere la necessità, no, magari di riposare, eccetera, eccetera, con il risultato che diventa ancora più complicata la situazione, perché se chiedi aiuto poi non puoi rinfacciare di averlo chiesto, ma a quel punto magari le persone si sentono autorizzate, che siano appunto suocere, mamme, amiche, eccetera, eccetera, a dirti come si fa. È vero. Sì, questo è vero. Io credo che ci vorrebbe un mandato chiaro con gli suoceri e le mamme. Cioè io consiglio sempre alle donne, fatevi regalare tempo, invece che la tutina, il bavaglino, e chiedete, non so, mi fai la spesa una volta alla settimana oppure mi stili tu le cose, oppure io credo che le amiche lo farebbero molto più volentieri che non così comprare cose spesso inutili. E la gestione da parte delle nonne è preziosa per consentire il riposo della mamma. Io credo che il mandato alle nonne dovrebbe essere molto chiaro, cioè è il mio bambino, scelgo io come mi comporto e tu mi aiuti. Aiuto e non consiglio, perché il consiglio è sempre qualcosa che è legato a un'altra esperienza e riporta l'attenzione sul soggetto che dà il consiglio e non sulla persona che ne ha bisogno. No? Certo. Se io dico, anche il mio piangeva, la mamma mi risponde, e cosa hai fatto? Ma il mio bambino è diverso, io sono diversa. Allora l'aiuto di cui hanno bisogno le mamme è diverso, non è il consiglio, è il sostegno. L'aiuto pratico e anche... Io per esempio penso che magari una buona amica è quella che non viene e ti chiede di farle un caffè, ma magari viene
si mette sul caffè e dice se hai bisogno magari ti stendo, piego eccetera, le altre magari possono aspettare, per come la vedo io, magari possono ripassare dopo qualche mese. E invece nella gestione, secondo lei, vabbè, c'è la pubblicità, ne riparliamo tra pochissimo.